Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di giovedì 21 aprile 2022. Avrebbe truffato un parente residente all'estero. Per questa ipotesi di reato è sotto indagine un imprenditore cadorino al quale sono stati sequestrati beni per un valore di 100.000 euro. Secondo la tesi accusatoria, a seguito di un incendio che nel 2019 distrusse un appartamento a Borca di Cadore di cui era coproprietario con uno zio, l'uomo, attraverso una serie di artifizi e raggiri, avrebbe incassato l'intero risarcimento dell'assicurazione reinvestendola in attività economiche a suo nome. Lo zio ha presentato denuncia per non aver mai ricevuto la propria parte di indennizzo. I reati che vengono contestati all'imprenditore sono quelli di truffa e autoriciclaggio. È stato invece condannato a 3 anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex compagna, un quarantenne residente nel Feltrino. La vittima è una donna di origine romena con cui l'uomo aveva una figlia. Per l'imputato, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Belluno ha disposto anche la sospensione della patria potestà per 6 anni. Episodio analogo in Cadore, con protagonista una 47enne che ora dovrà scontare 7 anni di reclusione. L'uomo era a processo per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della compagna, comportamenti che, secondo quanto ricostruito in tribunale, l'imputato ha inflitto alla donna per 12 anni, con episodi compiuti anche in presenza dei 2 figli minorenni, a favore dei quali il giudice ha disposto un risarcimento danni di 5.000 euro ciascuno. Per la donna il risarcimento è di 10.000 euro. Tragedia a Feltre, è stato ritrovato senza vita Matteo Melchiori, quarantenne di cui si erano perse le tracce da martedì. Dopo l'allontanamento da casa, ieri mattina i familiari, senza più notizie dell'uomo da 24 ore, avevano lanciato l'allarme facendo scattare le ricerche che purtroppo si sono concluse ad Asiago, dove Melchiori è stato trovato morto. E riscontro di salmonella in 2 campioni di acqua potabile del territorio provinciale. Lo rende noto l'USL numero 1 Dolomiti, comunicando che nell'ambito dei programmi di autocontrollo eseguiti dall'ente gestore della rete idrica ad Arsie e Ponte nelle Alpi è stata riscontrata una positività per l'agente infettante. Disposto pertanto nei 2 comuni interessati il temporaneo divieto di utilizzo dell'acqua per scopi alimentari, già presenti nei 2 territori le autobotti per l'approvvigionamento. Passiamo allo sport, calcio a 5, Jorge Tendero lascia la Giorik Sedico. Lo spagnolo classe 2000, arrivato a dicembre per cercare di risollevare le sorti di un campionato complicato, ha deciso di andarsene per motivi personali, come ha spiegato lui stesso. Una scelta improvvisa presa a 3 giornate dal termine del campionato. Infine il calcio, sarà a Caerano la sede della finale di Coppa Veneto di prima categoria, ultimo atto del trofeo regionale che vedrà di fronte il Longarone Alpina e i vicentini del Due Ville. Sfida in programma il 27 aprile alle ore 20:30. È davvero tutto per questa edizione della Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.